commosso dal caso dei senza tetto di Las Vegas confinati per la pandemia in un parcheggio per auto, si appella a Santa Teresa di Calcutta. Enzo Romeo. Questi giorni di dolore, di tristezza, evidenziano tanti problemi nascosti. Su un giornale oggi c'è una foto che colpisce il cuore. Tanti senza tetto di una città sdraiati in un parcheggio. L'immagine che ha commosso il Papa viene da Las Vegas, dove i clochard sono stati accampati all'aperto nel parcheggio di uno stadio dopo la chiusura del rifugio della Caritas, dove un ospite era risultato positivo al coronavirus. Sarà così almeno fino al 3 aprile. Eppure gli oltre 100 hotel della città, capaci di 150.000 posti letto, sono vuoti per lo stop dovuto alla pandemia. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta, risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella vita normale vivono nascoste. Oggi